Veneto promosso dalla Corte dei Conti regionale, virtuoso sì, ma non esente da tagli con cui si troverà a fare i conti nei prossimi anni. Nel panorama generale resta virtuoso, certo, sicuramente. Comunque i tagli che sono stati detti sono effettivamente tagli abbastanza pesanti per tutte le regioni, virtuose e non virtuose naturalmente. Cose come tagliare, queste le domande che chiedono urgente risposta alla politica, ma che dovrebbero fondarsi su principi fondamentali. È importante proprio risedersi al tavolo e vedere di fissare dei principi sani come erano stati quelli della Costituzione, della nostra Costituzione attuale. Virtuosismo e gestione attenta di fondi pubblici che non ripaga, così la pensa l'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti, che lancia una provocazione. Non è pensabile, è possibile che appunto chi è stato virtuoso, chi ha rispettato i parametri imposti dal governo, chi è stato riconosciuto dal sistema delle regioni come regione virtuosa non abbia alcun tipo di riconoscimento come previsto per legge, e chi invece vengono dati 900 milioni a Sicilia per sistemare la campagna elettorale. La Puglia sfora di 500 milioni il patto di stabilità e nessuno fa nulla. Un dato di fatto, cui non resta che un'amara conclusione. Anche noi, dopo le dovute pressioni a livello governativo, stiamo ragionando se appunto l'anno prossimo dobbiamo essere virtuosi o dobbiamo essere un po' più italiani.